Forse non tutti sanno che noi nel distretto Abano-Montegrotto abbiamo il distretto più importante d'Europa del termalismo e addirittura a livello italiano il distretto Abano-Montegrotto rappresenta circa un terzo delle strutture termali italiane. Do il benvenuto a Lodovica Carniello, che è direttrice dell'Hotel Terme Olimpia di Montegrotto Terme, che è un hotel storico molto importante e un territorio importante a livello internazionale, importante a livello italiano, che però ha delle grandi fragilità ormai strutturali da tempo, ma che ha anche delle grandi ricchezze e risorse naturali che potrebbe sviluppare. È un mondo diverso rispetto a quello di Andrea, è un mondo su cui noi siamo curiosi di capire come state affrontando a Montegrotto il periodo estivo e quali sono le prospettive per l'autunno, che per voi diventa la stagione nell'ambito del comparto termale medio-alta. Sì, corretto. Buongiorno a tutti intanto. Noi per quanto riguarda il periodo estivo abbiamo lavorato abbastanza bene, nonostante ordinariamente negli anni passati, quindi prima pre-Covid, fossero periodi di bassa stagione, quindi sommato per noi sono anche buoni. Ci stiamo preparando sia a livello strutturale che organizzativo per queste procedure che potrebbero essere importanti, riguardano il Green Pass, per dire a tutti comunque un soggiorno in maniera sicura. Però siamo positivi, cioè le presenze e le richieste sono un po' più alte rispetto all'anno scorso, quindi gli eventi. E le prospettive dell'autunno, secondo voi, quali potrebbero essere? Mi auguro molto simile e vicino agli anni 2019. Ecco. Perché vediamo che le richieste arrivano. Purtroppo ci manca la parte estera, a differenza magari dell'idea, percepisce. Arrivano ma non in numeri, non numeri sufficienti, diciamo, a pareggiare gli anni presenti. Ecco, poi vogliamo ricordare che c'è un aspetto delicato del mondo termale, che è il mondo delle spa, delle piscine, che ovviamente è un mondo in cui c'è questa presenza delle persone che diventa un aspetto, tra virgolette, anche un po' difficile da gestire. Questo probabilmente rende questo aspetto ancora più delicato nell'ambito della trasmissione del virus e quindi questo crea un elemento di ulteriore criticità, purtroppo. Esatto, esatto.